superato le capacità di assorbire una domanda. Perché si parlava della produttività. Lo scopo della produttività è di fare in modo che sempre meno persone facciano sempre più cose nell'unità di tempo. Sono tecnologie che hanno una duplice conseguenza di aumentare contestualmente l'offerta di merci e di diminuire la domanda, perché si diminuiscono l'occupazione questi tipi di tecnologie. Cioè, non è necessario che faccia dei esempi, perché conoscerete sicuramente tutti quanti esempi di aziende che ogni anno producevano con sempre meno persone, che contribuivano alla crescita del PIL e che contribuivano alla crescita dell'occupazione. Io provo a vedere che sul lungo periodo in Italia nel 1960 la popolazione è di 48 milioni di abitanti, il PIL ha avuto un certo valore, gli occupati, quelli che hanno lavorato per far crescere il PIL e produrre merci, erano 20 milioni e 200 mila. Nel 1999 il PIL era cresciuto del 360% a valori costanti, depurato dall'inflazione, la popolazione è passata da 48 a 59 milioni di abitanti, gli occupati sono stati 20 milioni e 400 mila. Cioè praticamente non sono aumentati i valori assoluti, ma siccome la popolazione è aumentata di 11 milioni di abitanti, sono diminuiti molto dal punto di vista percentuale. Quando ho parlato di queste cose, la crisi è legata al fatto che la crescita richiede queste tecnologie, che queste tecnologie aumentano l'offerta, e poi dice che consente non soltanto di creare molta occupazione, ma l'obiettivo non è creare occupazione. Io lo sento sempre come un'offesa questa cosa qua, no? Perché se l'obiettivo fosse creare occupazione, noi dovremmo essere contenti ogni volta che in televisione vediamo un bambino afghano senza gambe perché è saltato su una mina, perché qualcuno l'avrà prodotta questa mina, qualche occupato avrà lavorato. Dobbiamo creare un'occupazione utile, cioè introdurre l'elemento qualitativo e non quantitativo, e creare occupazione in un'attività che riduce gli sprechi di energia e creare un'occupazione utile, perché significa andare a attenuare tutti i problemi di approvvigionamento, significa andare a attenuare tutti i problemi di inquinamento ambientale legato al consumo di fondi fossili. Al potere sulla politica della finanza. E secondo me questo è un fenomeno. Storicamente non c'è mai stato nella storia un fenomeno di questo tipo, ce ne sono stati diversi, ma tutti si sono conclusi in modo tragico. In modo tragico. Perché? Perché l'industriale non ragiona al secondo, al minuto, a 10 minuti al giorno. L'industriale, se fa un investimento, ragiona che per ritornare su quell'investimento ha bisogno di 2 o 3 anni, e poi ha bisogno che anche ci sia qualcuno che compri questo bene, e quindi è interessato che i redditi non si deprimano, perché sennò poi non vende nulla di quanto produce. La logica della finanza è muovi e fuggi. Io con un'operazione mi metto a posto per il resto della mia vita e non ho, per così dire, una parola grossa, alcuna responsabilità, non mi interessa niente di avere responsabilità o irresponsabilità sociale. Questa è la logica della finanza. Allora noi siamo arrivati a una situazione in cui la crisi si è manifestata dapprima nel 2000, si sono abbassati i tassi di interesse, si è creata una bolla immobiliare, questa bolla immobiliare è saltata, sono saltate le banche e sono